vaccini in ritardo, la campagna vaccinale del Veneto costretta a fermarsi. Ad annunciarlo l'assessore Emanuela Lanzarin. Con i prossimi arrivi si vaccineranno solo over 80, fragili e disabili. Un presidio di genitori sotto la prefettura chiedono l'immediata conclusione della didattica a distanza e ritorno a scuola in presenza. Era stato rubato in un negozio di Bassano quest'estate. La polizia ha recuperato un prezioso Benini. 3 persone sono state denunciate. Distilleria abusiva scoperta dalle Fiamme Gialle di Conegliano, sequestrati 1000 litri di grappa di contrabbando. Servono soluzioni urgenti per la crisi di ACC di Alstandard. I sindacati confederali hanno consegnato al presidente Padrin le firme raccolte tra lavoratori per chiedere l'apertura di un tavolo. L'obiettivo è quello di creare una task force contro l'odio in rete e le fake news. Al via il primo corso di alta formazione promosso dal Sindacato dei giornalisti del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova e Articolo 21. Sarà un'altra Pasqua diversa dal solito. Antenne 3 non vi lascia soli con una maratona rigorosamente in diretta per tutto il giorno, ospiti, musica, collegamenti e la messa del Patriarca. Buonasera, ben ritrovati l'edizione regionale dei nostri notiziari. Nel giorno in cui nel Veneto gli ospedali toccano la quota 300 sono le terapie intensive occupate dai malati Covid, arriva l'annuncio dall'assessore alla sanità Emanuela Lanzarin, il primo stop della campagna vaccinale a causa dei ritardi delle forniture. Vediamo. Riusciremo probabilmente ancora forse oggi a avere un trend importante domani, però poi la macchina probabilmente si fermerà perché ci sono alcune situazioni in cui dovranno fermare anche le convocazioni fatte per gli over 80 perché non abbiamo vaccini a sufficienza. Campagna vaccinale costretta allo stop per mancanza di materia prima. 83.000 dosi di Pfizer sono arrivate ieri, ma il resto va a singhiozzo. Le 38.000 di Moderna previste per domani arriveranno solo venerdì, mentre le 100.000 dosi di AstraZeneca programmate per oggi giungeranno probabilmente in Veneto sabato mattina, con le aziende sanitarie costrette a rivedere tutto. In bilico anche la vaccinazione degli accompagnatori over 65 e degli ultra ottantenni. Non è detto che ci sia in questi giorni la dose anche per loro. Questo cosa implica? Lo diciamo già, in modo che sia chiaro che gli eventuali accompagnatori che ci sono non si sa se si riescono a venire vaccinati o no. In ogni caso, da quando entrerà in funzione il portale, anche gli accompagnatori dovranno prenotarsi online. In questa fase si procederà con la vaccinazione degli over 80 non ancora immunizzati, i soggetti fragili, circa 200.000 in Veneto, e di disabili, 130.000 sulla base degli elenchi inviati alle USL dall'INPS. Nel caso di minori disabili verranno vaccinati nella fascia dei fragili i genitori. Intanto i medici di medicina generale in alcune USL hanno già cominciato a vaccinare i propri pazienti della fascia tra i 79 e i 70 anni, chi nelle medicine di gruppo, chi nei punti vaccinali. Intanto crescono contagi e ricoveri e gli ospedali sono sotto pressione. E allora andiamo a Padova per fare il punto. Pensate che tutte le vaccinazioni sono state ricalendarizzate, verranno riprogrammate la prossima settimana. Il ritmo è di quelli importanti, 6.000 persone al giorno nei punti vaccinali sparsi nella provincia di Padova. Lo spettro temuto è invece diventato realtà. Le 14.400 dosi di vaccino Pfizer arrivate nella giornata di martedì si sono esaurite. L'ULSS non ha scelta, è costretta a rinviare i vaccini agli ultra ottantenni convocati per lettera nelle giornate da giovedì 1 aprile a mercoledì 7 aprile, 15.000 persone. In questo momento, ieri abbiamo avuto una fornitura di Pfizer che purtroppo è stata insufficiente per garantire tutta la programmazione da qui a subito dopo Pasqua e che riguarda soprattutto i grandi anziani. Stiamo comunque cercando di reperire il maggior numero possibile di cellulari, di telefoni per mandare messaggi e ci stiamo coordinando anche con i sindaci, stiamo prendendo qualche contatto anche con la medicina generale, con dei medici, per acquisire e dare l'informazione più capillare possibile. Gli anziani saranno riconvocati appena arriveranno le agognate dosi di vaccino. Intanto le autorità sanitarie confermano tutti gli appuntamenti riguardanti le seconde dosi. Noi stiamo in questo momento lavorando garantendo la seconda dose.
e quindi noi abbiamo in programma di mantenere appunto questo principio, tant'è vero che stiamo tenendo appunto le seconde dosi. Intanto la macchina va avanti, ma a singhiozzo. Stiamo vaccinando 6-7 mila persone al giorno, un dato importante. Abbiamo una macchina che può però raggiungere gli 8.000 vaccini al giorno e addirittura gli 10.000. Naturalmente tutto dipende dal vaccino, se ci arriva o meno. Quindi ogni giorno noi siamo lì a misurare le dosi, a capire quante dosi possiamo fare, quante persone possono arrivare ai nostri punti vaccinali e così via. Insomma, abbiamo necessità di avere dosi di vaccino sufficienti a permetterci una programmazione almeno nel breve periodo. A differenza di altre ULSS, a Padova sono disponibili dosi di AstraZeneca, per questo verranno riaperte le prenotazioni da portale della Regione dal 1 aprile per gli insegnanti e altre categorie che possono accedere a questo vaccino. Dal 1 aprile andranno prenotate sul portale anche le vaccinazioni per gli accompagnatori degli anziani over 65. 6.000 vaccinazioni al giorno, l'obiettivo raggiunto sinora, ma il sistema sanitario padovano punta ad arrivare a 10.000 dosi, un traguardo possibile sperando nell'arrivo dei vaccini. E da domani aprirà il portale, sarà possibile prenotarsi anche in farmacia, mentre da metà aprile sarà possibile vaccinarsi in farmacia se tutto filerà liscio. Andiamo a vedere. Le piace l'idea delle farmacie come centri vaccinali? Sì, certo, è pratico e forse è più vicino a casa per gli anziani. Sì, sarebbe utile come servizio. Volentieri, appena possibile lo farò. No, in farmacia non mi sta bene perché in caso di reazioni non sono attrezzati, quindi andrei solo in ospedale. Il vaccino direttamente in farmacia. Servirà ancora una settimana perché anche la Regione Veneto dia seguito all'accordo quadro raggiunto tra governo e associazione di categoria. Johnson & Johnson è il vaccino più indicato perché più maneggevole e perché necessita di una sola inoculazione. Dunque si partirà da metà aprile. Poi, per dare attuazione all'accordo, è necessario che i farmacisti frequentino un corso online e che si predisponga uno spazio consono all'inoculazione e all'attesa dei famosi 15 minuti dopo la somministrazione. Sicuramente i primi giorni, anche perché per noi è una cosa completamente nuova e che ovviamente ci dà responsabilità, ci emoziona e dovremo fare le cose molto bene, ovviamente tracciando il tutto. Penso che non riusciremo a fare più di qualche vaccino al giorno, nella migliore delle ipotesi una decina di vaccinazioni al giorno. Le farmacie più piccole potranno allestire dei gazebo esterni alle loro strutture per la somministrazione. I farmacisti, tutti uniti, chiedono garanzie e auspicano che queste siano già inserite nel decreto odierno. Dobbiamo anche essere sicuri di avere le garanzie in termini di copertura da responsabilità ovviamente civile e penale per quello che andremo a fare. Sicuramente le farmacie si sono rese subito disponibili per questo tipo di attività perché capiamo l'importanza in una situazione pandemica di essere vicini al cittadino. Saranno le singole farmacie a decidere se aderire o meno perché l'accordo non è obbligatorio. Favorevole anche Federfarma. Intanto da domani 1 aprile sarà attivo il portale in farmacia. Si potrà avere il supporto per la prenotazione alla vaccinazione e la compilazione dell'anamnesi. Allora andiamo a Vicenza, medici di medicina generale, sono partite oggi le vaccinazioni per le classi 43-47. Salite, vi misurate la temperatura nel termoscanner, igienizzate le mani, trovate già le vostre schede compilate da parte del medico di base, seguite le indicazioni degli infermieri. Arrivano con l'appuntamento in mano, sono gli assistiti dei medici di medicina generale, anziani, classe dal 43 al 47. Nel distretto est dell'Uslotto Berica è partita, come da programma, ogni mercoledì, la vaccinazione da parte dei medici di base fuori dall'ambulatorio esposto a quello che è diventato il simbolo della vaccinazione. Praticamente tutti si sono presentati, tranne un paio di persone. E quindi mi pare che stiamo andando bene. Il nostro problema era quello del distanziamento e delle tempistiche, per cui siamo partiti con un appuntamento ogni 10 minuti. Adesso vediamo che riusciamo a fare tranquillamente i 5 minuti. 2 minuti, allora ok, va bene, mi mandi giù qualcuno allora? Contento che l'hanno chiamata finalmente a vaccinarsi? Molto, perché perdo poco tempo e me lo fanno in fretta. Sono volontaria ospedaliera, per cui non l'ho fatto prima perché ho avuto il Covid a dicembre
e allora ho dovuto attendere, adesso è arrivato il mio anno. Oltre 170 quelle previste da fare entro le 8 di sera, 2 postazioni vaccinali, una sala d'attesa per accedere alla vaccinazione ed una dove aspettare 15 minuti dopo con tanto di timer in dotazione. Tempi calibrati per non avere troppe persone all'interno, oltre 2.000 i soggetti da vaccinare in tutto il distretto est. Abbiamo selezionato nel nostro cartella gestionale i pazienti che sono arruolabili al vaccino AstraZeneca. I fragili e molto fragili vengono segnalati all'USL che li convocherà in fiera. Giovedì si replica con il distretto ovest. Un presidio di genitori sotto la prefettura, siamo ancora a Vicenza, chiedono l'immediata riapertura delle scuole per i loro ragazzi. Scuola in presenza subito! Scuola in presenza subito! Scuola in presenza subito! Siamo qui sotto la prefettura proprio perché oggi viene emanato il nuovo DCPM e il rappresentante del governo nel territorio è proprio la prefettura, quindi siamo proprio qui a ricordare a Draghi quello che del resto il TAR del Lazio ha detto, cioè che la scuola in DAD non può essere modalità educativa e che non ci sono nessun dato scientifico che giustifichi la chiusura della scuola. La scuola è un ambiente sicuro, i ragazzi sono sempre molto responsabili, dai più piccoli ai più grandi, loro sono stati responsabili nei nostri confronti, ma noi che responsabilità abbiamo nei loro confronti e nei confronti del loro futuro? Il gruppo dei genitori No Dad continuerà a manifestare al mattino sotto la prefettura fino a sabato, una mobilitazione nazionale che a Vicenza aveva esordito 2 domeniche fa. In Piazza dei Signori era sceso al loro fianco anche il sindaco Francesco Rucco. Esprimo la mia vicinanza a tutti quei genitori, da genitore che ha dei figli in DAD, affinché i ragazzi e i bambini possano tornare in presenza in tutte le fasce di età, fino naturalmente alle scuole superiori, in sicurezza. Questo è l'elemento più importante. Quasi sicuramente riprenderanno fino alle scuole elementari, fino alla prima media, l'auspicio è che si possa arrivare anche alle fasce di maggiore età, anche perché Vicenza da questo punto di vista è già ben organizzata rispetto al trasporto pubblico locale, l'auspicio è che si possa terminare questo anno scolastico all'interno delle proprie classi con i propri compagni. Operazione del commissariato di Bassano del Grappa, ritrovata ciotola Venini, rubata, pensate 9 mesi fa. 3 persone dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Io non mi commuovo tanto così. Guardi, volevo Ma che bravi! È tornata. È proprio lei, la riconosce? La riconosce? Sì. Mamma mia. Commosso Romano Zanon, titolare assieme al papà Marcello dello storico negozio Focus nel cuore di Bassano, dove lo scorso 26 giugno venne rubata questa preziosissima ciotola disegnata da Carlo Scarpa e realizzata dai maestri vetrai veneziani Venini. Un valore che s'aggira oggi sui 10.000 euro. Dopo 9 mesi di indagini, gli agenti del commissariato di polizia di via Pecori Giraldi hanno recuperato l'oggetto. Fondamentali le immagini della videosorveglianza. Abbiamo quindi potuto rilevare le targhe delle auto, abbiamo visto che appunto le auto erano in uso e di proprietà dei soggetti che avevano partecipato al furto. Non solo, abbiamo scoperto che il cliente che aveva intrattenuto il proprietario in realtà altro non era che un complice degli autori effettivi del furto. In 3, una donna di 25 anni e 2 uomini di 29 e 62 anni devono rispondere di furto aggravato in concorso. I 2 giovani residenti nel Padovano avrebbero prelevato la murrina opaca, mentre il più anziano, che vive a Marostica, come si vede dalle immagini, distraeva il titolare. Del furto ci eravamo occupati anche noi a suo tempo, una notizia che si è divulgata rapidamente ovunque, tanto che ormai era impossibile per i ladri liberarsi della refurtiva, diventata troppo famosa. Tutto è bene, quel che finisce bene, è il caso di dire. Non me l'aspettavo assolutamente, è stato bello, emozionante, sono molto contento e soprattutto diciamo che è una piccola considerazione mia. Noi prendiamo sempre e si continuano a leggere e a sentire le critiche alle istituzioni. In realtà le istituzioni sono fatte dalle persone. In questo caso le persone non erano persone comuni, ecco. È stata scoperta dalle Fiamme Gialle di Conegliano una distilleria abusiva. Guardate le immagini.
1.000 litri di grappa già distillata, conservata in damigiane, bottiglie prive di qualsiasi etichetta, indicazione e contrassegni di Stato. Una distilleria abusiva è stata scoperta dalle Fiamme Gialle di Conegliano, coadiuvati dai funzionari dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi di Susegana. L'attività di distillazione e imbottigliamento era nascosta in un deposito non comunicato alle autorità. Al suo interno è stato trovato anche un alambico non denunciato all'Agenzia delle Dogane. Nei locali sono stati poi ritrovati anche 9.000 litri di vino bianco e rosso in esubero rispetto a quanto indicato dal titolare nei registri e oltre 850 kg di zucchero, la cui detenzione è rigorosamente vietata agli operatori del settore, se non nel limite massimo di 10 kg. La normativa in materia infatti proibisce l'impiego dello zucchero all'interno del processo produttivo del vino. I vincoli per la produzione vitivinicola sono rigidissimi. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato la grappa e l'alambico, denunciato il titolare alla Procura della Repubblica per fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche. Il vino e lo zucchero detenuti irregolarmente sono stati sequestrati. Si intensificano così i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso nel settore vitivinicolo, vista la sua centralità nell'economia della Marca e soprattutto del Coneglianese. È ancora polemica attorno al bando per nuove assunzioni nei municipi del sud, quella sollevata dal presidente ANCI Veneto Mario Conte, che replica oggi ad una lettera aperta del ministro Brunetta. Il ministro Brunetta, che tra l'altro ha reagito, e mi dispiace di questo, in modo scomposto a quella che era un grido d'allarme che parte dai 563 sindaci veneti, in realtà non ha capito che io esultavo per quella iniziativa che per oggi riguarda solo il sud, dicendo bene quel tipo di iniziativa, ma ci aspettiamo risposte anche qui al nord. Torna a reclamare nuove assunzioni anche per i municipi del nord Mario Conte e lo fa a nome dei sindaci veneti che rappresenta. Sono di pochi giorni fa le sue critiche verso il bando per 2.800 nuove assunzioni nei comuni del sud, voluto dal ministro per la pubblica amministrazione il veneziano Renato Brunetta, che in una lettera aperta oggi bolla come sorprendenti le parole del primo cittadino trevigiano e non ci sta, testuali parole, a passare da nemico della mia terra. Tra il 2010 e il 2019, dice ancora Brunetta, il blocco del turnover ha colpito soprattutto gli enti del Mezzogiorno, fotografia che però sembra non convincere Conte, che porta i dati di Casugana. In 20 anni abbiamo perso quasi 200 dipendenti, che va dall'agente di polizia locale al dirigente e per molti comuni anche la figura del segretario comunale. Quindi c'è bisogno davvero di tutto. Una necessità resa ancora più urgente dai bisogni connessi alla pandemia è qui che il sindaco di Treviso si rivolge al ministro. Io mi metto a disposizione del ministro Brunetta quando gli sarà passata l'arrabbiatura o la delusione. Se vorrà aprire un confronto noi ci saremo, ma mi accontento anche che continui questo proficua collaborazione con ANCI Nazionale, perché i risultati si vedranno sicuramente. Essere virtuosi non significa però accontentarsi di non ricevere mai un aiuto da parte dello Stato. Ora pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo dal Bellunese. Servono soluzioni urgenti per la crisi di ACC ed Ideal Standard. Nel pomeriggio il presidente Padrin ha incontrato i lavoratori dello stabilimento di ceramica Trichiana. A lui sindacati e confederali hanno consegnato le firme raccolte. Provincia e Regione devono farsi sentire sia nei confronti del sistema bancario per la soluzione della crisi ACC, il cui futuro è agli sgoccioli, che dei fondi azionisti che decidono il futuro di Ideal Standard. Martedì l'incontro al Mise per la vertenza in atto da 2 mesi nello stabilimento di ceramica Trichiana non è andato come auspicato. L'azienda non ha presentato il piano industriale e la preoccupazione cresce di ora in ora. Noi abbiamo la necessità di avere un impegno per i prossimi anni di mantenimento dello stabilimento Trichiana. La questione della pandemia, della difficoltà di fare previsioni, nulla ha a che fare con un impegno che l'azienda può e deve prendersi per il futuro dello stabilimento. L'azienda ha preso a pretesto il Covid, che non può essere una scusa per non dare garanzie e rassicurazioni ai lavoratori. Se non arriveranno risposte dall'incontro fissato per il 15 aprile, i sindacati continueranno la mobilitazione, coinvolgendo il presidente della compagnia e i fondi azionisti che la sostengono. Nel pomeriggio a Trichiana la visita
visita del presidente della provincia Roberto Padrin. Cercheremo di fare la nostra parte, anche perché qua si tratta di decine e decine di famiglie proprio di questo territorio, del territorio provinciale. Ovviamente questo potrebbe avere delle ripercussioni pesantissime. Al presidente, disponibile a convocare il tavolo socio-istituzionale richiesto dai sindacati confederali, sono state consegnate 600 firme raccolte fra i lavoratori di ACC e Ideal Standard. Consegniamo a Padrin come confederali le firme dei lavoratori che abbiamo raccolto sia per quanto riguarda Ideal Standard che ACC. Stiamo chiedendo un forte supporto del territorio, quindi della politica territoriale con il Presidente della provincia e il Presidente della Regione, perché sono due realtà il cui futuro si gioca adesso, si gioca in questi giorni. La nostra richiesta è di creare un tavolo provinciale di crisi di queste industrie della nostra provincia, e non solo di queste ma anche di quelle, viva Dio, speriamo di no, che potrebbero arrivare in futuro. Una task force contro le fake news e l'odio in rete. Parte il primo corso di alta formazione promosso dal Sindacato dei giornalisti del Veneto con l'Università di Padova e Articolo 21. Fermare l'odio alimentato dai social, contrastare le fake news, promuovere un linguaggio inclusivo saranno i pilastri del corso di alta formazione fortemente voluto dal Sindacato Giornalisti del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova e Articolo 21. È un'esperienza straordinaria perché ha messo assieme l'Università di Padova, varie facoltà e il Sindacato dei giornalisti del Veneto. È un esperimento che mette assieme persone diverse. Crollano le barriere corporative per studiare le grandi fabbriche dell'inquinamento, della falsificazione, che tendono a colpire la vita democratica. Non serve la difesa corporativa. Il corso di formazione, raccontare la verità, narrare la verità per costruire contesti inclusivi, è una prima sperimentazione, un laboratorio a cielo aperto che mette assieme studiosi dell'università, giornalisti, esperti di giornalismo e di comunicazione, per formare per l'appunto chi lavora in questo settore a comprendere la realtà complessa nella quale viviamo, comprendere i meccanismi che creano ad esempio anche forme di disuguaglianza e le espandono. Una task force di operatori insieme per la prima volta che durante le 60 ore di formazione online a causa del Covid proveranno a cercare i canali per raccontare la verità, stimolando un pensiero critico finalizzato alla promozione di una società inclusiva e democratica. La prima lezione del corso è il 10 aprile e tra gli ospiti e relatori ci saranno l'ex ministro Fabrizio Barca, che è anche il coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, e la giornalista scrittrice nonché ex presidente della RAI Lucia Annunziata. Io devo ringraziare tutti quanti quelli che hanno creduto in questo progetto, che è anche una sfida, a partire anche dai 47 corsisti che si sono iscritti e che quindi hanno permesso loro in prima persona di avviare questo progetto. Sarà una Pasqua diversa dal solito. Noi, così come a Natale, saremo in vostra compagnia con una lunghissima diretta proprio nel giorno di Pasqua. Una giornata da passare insieme in una Pasqua resa complicata per il secondo anno consecutivo dal Covid e dalle restrizioni. Proprio per questo Antenna 3 non vi lascia soli e dedica a tutti voi telespettatrici e telespettatori una maratona speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica, un modo per non sentirsi soli nonostante le distanze. Si parte alle 10 del mattino con la diretta della Santa Messa Solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia, fede, suggestioni e tradizione da uno dei luoghi più belli e simbolici al mondo, dal cuore di una città colpita duramente dalle conseguenze soprattutto economiche della pandemia. A ufficiarla sarà il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Come vedete i testi. Dopo la Santa Messa, la nostra diretta, dove non mancheranno vere e proprie sorprese, altrimenti che Pasqua sarebbe, fino al telegiornale di Treviso delle 19:30. Ma i veri protagonisti sarete voi. Al numero 0422 162 8332 potrete chiamarci in diretta, mentre al 351 17 55 340 potrete mandare i vostri messaggi WhatsApp e anche video con gli auguri ai vostri cari. Un'opportunità per abbattere confini e distanziamenti, per vivere insieme la Pasqua in casa con Antenna 3. Questo era il nostro ultimo servizio. Ora, dopo di noi, le previsioni del tempo e l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Bentrovati al meteo.
Anticiclone africano al top, ma a Pasqua subentreranno correnti più fresche e instabili e il tempo cambierà sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 1 aprile. Sul Veneto il mese inizia all'insegna dell'alta pressione, dunque bel tempo e sempre tanto sole un po' su tutte le province della nostra regione. Non sono attese piogge e il cielo sarà sereno o velato. Qualche addensamento ci sarà, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 5 e 11 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà la stessa, soleggiato dappertutto con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime fino ai 18-22 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui avremo un ampio soleggiamento con cielo terso e limpido ovunque, solo con qualche nuvoletta. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime direi estive fino ai 26 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.